centinaia hanno affollato la chiesa parrocchiale di Camponogara per l'ultimo saluto a Giuseppe Bortolussi, storico segretario della CGA di Mestre, scomparso sabato scorso, accanto alla famiglia, la moglie Mara e le 3 figlie, Gaia, Valentina e Martina, i tanti collaboratori, gli amici, i rappresentanti delle istituzioni che hanno apprezzato negli anni l'attività instancabile dell'uomo che ha saputo interpretare la realtà del Nord-Est, dalla crescita del tessuto delle piccole imprese agli anni della crisi. Ha interpretato un territorio ed il suo cambiamento attraverso i numeri, le cifre, le tabelle, con quella chiarezza e quel modo diretto di esprimersi che in tanti gli invidiavano. Grazie al suo lavoro l'ufficio studi della CGA di Mestre è diventato un punto di riferimento nazionale sull'andamento economico e non solo del paese, e proprio per questo suo impegno in molti oggi hanno voluto ricordarlo, dall'amico, ora sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Persona che ci sembrava giusto omaggiare, deve giusto ricordare, e in questo momento poi ci si ricorda di più quando mancano, insomma, persone così. Ai rappresentanti della regione, così il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Bortolussi ha dato voce alle piccole e medie imprese e ha saputo anche in ambito nazionale portare delle istanze che prima erano assolutamente dimenticate, quindi a lui un grande merito e speriamo di poter continuare. E per continuare il lavoro avviato da Bortolussi, l'impegno del Veneto. Il ricordo va a lui e sicuramente, anche se ci sarà, ho sentito che ci sarà già una fondazione proprio che parlerà appunto del suo impegno, anche la Regione vorrà essere parte attiva di questo progetto. Se n'è andato un grande, ha detto il sacerdote durante l'omelia, un uomo curioso, colto, che studiava per tradurre nella concretezza della vita la conoscenza, soprattutto in questi anni di buio per tante persone, e per questo dobbiamo dirgli grazie.